Buonasera a tutti, io sono il sindaco del comune di Realmonte e porto i saluti di tutta l'amministrazione comunale. Questa è una serata speciale, il bel canto. Avremo 2 soprani e un tenore, un pianista e tanti ragazzi. E adesso vi spiegherò perché. Perché il comune di Realmonte, in un processo virtuoso di crescita, ha voluto anche realizzare uno spot, per cui inizieremo la serata attraverso queste immagini, la valorizzazione di Realmonte che parte dalla Scala dei Turchi, con l'aiuto di alcuni talenti di questo territorio, di giovani ragazzi che hanno studiato, ce l'hanno fatta e hanno raggiunto il professionismo. Ragazzi che attraverso la loro composizione e la loro musica, oltre che a dimostrare che Realmonte è bellissima perché ha monumenti naturalistici unici al mondo, ed è per tutte, cito la Scala dei Turchi che ormai tutti conoscono, ha anche le belle teste, perché crescere nella giusta direzione, a nostro giudizio, significa non solo valorizzare un territorio, ma anche valorizzare le belle teste e quindi crescere attraverso la cultura. Io voglio chiamare il professore Tesè, che è con me, ha coordinato la realizzazione di questo promo e ha coordinato anche questa serata dedicata al bel canto. Buonasera. Diciamo che ha detto tutto il sindaco, io non posso che confermare qual è stata l'intenzione. L'idea è stata del sindaco di fare questo spot, aveva le idee precise, puntuali, poi abbiamo cercato di metterle in pratica con tante difficoltà, con tanto impegno, però ci siamo riuscite, ci sono stati momenti un po', anche perché era difficoltoso mettere d'accordo tutti i ragazzi che dovevano essere presenti per fare le riprese, e non è stato semplice, però riteniamo di aver ottenuto un bellissimo risultato. Questa sera si incontrano due scale, se vogliamo, c'è la Scala dei Turchi e dei nostri amici che hanno a che fare con un'altra scala, che è la Scala di Milano, perché è che operano, quindi abbiamo approfittato di questa serata per mettere assieme queste due eccellenze. Se siete d'accordo chiamiamo i ragazzi, non sono tutti qua perché anche loro hanno degli impegni, perché sono degli artisti e quindi lavorano, però mi pare che ci sia qua Enrico Fallea, che invito a scendere, c'è Carmelo Fallea, fratello, c'è Marina e c'è Simone Agro. Abbiamo dei musicisti e un ballerino che conoscete tutti, che è Simone, che si è prestato con generosità a metterci anche il suo contributo. Abbiamo il compositore. Enrico ha composto per l'occasione, c'era Marina che è scesa, Enrico ha composto per l'occasione un brano sulla sollecitazione del sindaco, il quale dice dobbiamo fare questa cosa. Lui è tornato a casa e ha cominciato a scrivere e ha fatto, a me è piaciuto subito, fin dal primo momento, e poi si è creata la coreografia, quindi Simone ha ascoltato, ha studiato, si è ispirato, e poi si è registrato questa base musicale che ascolterete questa sera. Io sono contento del risultato, è un risultato che sicuramente ci deve rendere orgogliosi, perché come si diceva il sindaco, l'idea è quella di mettere assieme il territorio ma anche le potenzialità, e questo territorio ne ha tante. In questo momento mettiamo in risalto queste potenzialità che sono quelle musicali. Questo è noi potremmo fare, lei già ce l'ha in testa, di fare il concerto sulla Scala dei Turchi. Io penso, dico, ha ragione sindaco, però lei ce l'ha in testa, e siccome è Caparbio è probabile che ci riusciremo, perché noi abbiamo qua la musica si mastica bene, ma anche in altri ambiti avremo la fortuna anche di notarlo anche in seguito, abbiamo tante eccellenze in tanti campi, e diciamo che noi che siamo un pochettino più grandi abbiamo l'obbligo di metterle in vista queste eccellenze. Questa sera cominciamo con la musica e con l'arte coreutica, col ballo, con la composizione,
è un brano che è stato appunto registrato con un videomaker che si chiama Angelo Zambuto, che è stato molto generoso, molto gentile, paziente a mettere tutti d'accordo. Ora ve lo proponiamo e speriamo che vi piaccia. Buona visione. Amare questa terra, amare la bellezza, per volare alto, per vedere oltre. Comune di Realmonte, città della Scala dei Turchi. Io volevo ancora dare un grazie, fare un grazie grossissimo a questi ragazzi che si sono prestati, a Enrico Fallea, Carmelo Fallea, Marina Tesè e Simone Agro, veramente bravi, e devo dire che l'hanno fatto con tantissimo entusiasmo, l'hanno fatto con la voglia di esserci e di dare il loro contributo, che è stato prezioso. Bene, e ora passiamo all'altra eccellenza. Non poteva mancare nel nostro cartellone un'attenzione particolare alla musica, all'opera, all'operetta, che fa grande il nostro paese nel mondo. Noi siamo conosciuti in tutto il mondo per i nostri musicisti e lo faremo con altri musicisti. Io penso di passare il microfono ad una persona speciale che tutti conoscono, che è Pippo Veneziano. E in questo caso è accompagnato con il maestro Galante. Pippo, grazie di essere qua. È un piacere avervi, è veramente un piacere, io non ti conoscevo, però e lui è uno che, ci sono quelli che bucano la televisione, lui buca il palcoscenico perché ha una capacità, è un istrione, è uno che insomma
il palco lo conosce, lo domina, ha questa presenza scenica che è veramente eccezionale, oltre alla bravura. Quindi io ora sto in silenzio, lascio il microfono a te e soprattutto alla nostra bellissima musica. Buonasera a tutti, bentrovati, grazie di questa presentazione Stefano, ti ringrazio tantissimo, è proprio dal palcoscenico che è nata questa serata, grazie a un altro amico scaligero come me, la cui moglie poi si esibirà insieme a noi, ma la prima cosa che devo fare è presentarvi la nostra orchestra, che è il maestro agrigentino doc Salvatore Galante. Grazie Salvo. Cercherò prima di ogni brano di darvi un minimo di notizie. Il primo brano è famosissimo, è La mattinata di Ruggero Leoncavallo, che scrisse per il tenore Enrico Caruso, di cui quest'anno, i primi di agosto, abbiamo festeggiato i 100 anni dalla morte in quella famosa terrazza di Sorrento di cui Lucio Dalla ha composto quel bellissimo brano. La mattinata durerebbe anche di più, ma siccome l'incisione del microsolco di cera che si facevano allora, parliamo dei primi del Novecento, era molto breve, Caruso chiedette a Leoncavallo il permesso di tagliuzzare un po' la parte e stringerla, venne fuori un pezzo che diventò famoso in tutto il mondo, uno dei primi microsolchi registrati in disco da Enrico Caruso. Prego maestro. L'aurora di bianco vestita, già l'uscio dischiude al gran sol, di già con le rose sue dita, carezza dei fiori lo stuol, commosso da un fremito arcano, intorno il creato già par, e tu non ti desti ed in vano mi sto qui dolente a cantar. Metti anche tu la veste bianca e schiudi l'uscio col tuo cantare, ove non sei la luce manca, ove tu sei nasce l'amor. Non sei la luce manca, ove tu sei nasce l'amor. Le serate musicali spesso sono un viaggio nella storia della musica, nel tempo. La musica serve spesso a ricordare stili e epoche diverse dalle quali poi autori più moderni hanno tratto ispirazione. Quindi andando indietro nel tempo, chi di voi non ha mai sentito nominare Wolfgang Amadeus Mozart? Viennese, austriaco, genio, già da ragazzino scriveva opere, romanze, quartetti, messe, contrappunti. Una opera andata perduta, il Burbero di buon cuore, di cui è stata ritrovata questa preziosissima aria, chissà qual sia, da Sollevante, il soprano giapponese ma ormai milanesizzata, direi quasi sicilianizzata, poi nella seconda parte capirete il perché, Yuki Yoshida.
Bene, benissimo, vedete come Mozart a volte rende la vita un po' più allegra, più distesa. Passiamo a un altro musicista da salotto, molto più recente, parliamo dell'abruzzese Francesco Paolo Tosti, compositore di musica da camera, maestro di canto a Londra per quasi tutta la sua vita, naturalmente da buon abruzzese amico di Gabriele D'Annunzio, del quale musicò questa poesia, L'alba separa dalla luce l'ombra. Anche lei è quasi diventata siciliana come me, ma è abruzzese di origine proprio dell'Aquila, il soprano Maria Gabriella Ferroni. Dunque, facciamo un piccolo passo indietro nel tempo. Grazie mille. L'Elisir d'amore, Gaetano Donizetti, lo scrisse in 15 giorni, un'opera famosissima in tutto il mondo, straeseguita insieme al Barbiere di Siviglia, la Vedova Allegra e alla Tosca, che sentiremo poi. In questa opera Nemorino, che è il protagonista maschile, il tenore, finalmente riceve da Dulcamara questo bottiglietto di Elisir d'amore, che poi è Bordeaux e vino, ma il venditore di fumo lo convince che dopo un giorno Adina lo amerà perdutamente. Finora Nemorino non è mai riuscito a conquistare il cuore di Adina, che addirittura amoreggia con Belcore, un baritono in divisa, un militare,
che sembra che le abbia un po' rapito il cuore, e quindi indispettita lei si fa vedere mentre lui cerca di distrarla. Adina Yuki Yoshida. Prego, maestro. Dei miei sospiri non si stanchi però, tant'è domani adorarmi dovrà quel cor spietato. Non mi guarda neppur come cambiato. La 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 la. So se questo vera la sua profondità. Finora amor non sente, non Vuol fare indifferente, finora amor non sente, vuol fare indifferente. finora amor non sente, e tolti pur la barbara per poco alle mie pene, domani avranno termine, domani m'amerà la perfida, domani m'amerà, sì m'amerà. Vorremmo spirito, gettare sui cateni, Le sulti agrone per spirito, e sale sentito lo spirito, e si tira. esulti pur la barbara per poco alle mie pene, mie pene, domani domani m'amerà la perfida, sì, domani m'amerà la perfida, sì, metto in opera così per una prova. Qui soffrire premiero, Dimenticare io spero, dunque l'antico fuoco si estinguerà fra poco, ancora un giorno solo e il cuore guarirà. davvero, e costoro, ma pure
esulti pur la Barbara per poco alle mie pene. Spettar marino storico, gettare i suoi catene. Domani avranno termine, domani mamerà. Ma grave per il solito pesare sentirà. Esulti pur la Barbara, Spettar marino storico, esulti pur la Barbara per poco alle mie pene. Domani avranno termine, domani mamerà. Domani avranno termine, domani mamerà. ma grave per il solito pesare sentirà. E sì che mamerà, e mamerà, e Naturalmente non potevamo non nominare l'Elisir d'amore senza offrirvi la furtiva lacrima. Prego maestro, quando ti sei asciugato. Una furtiva lagrima negli occhi suoi spuntò. Quelle festose giovani invidiar sembrò. Che più cercando io vo, e più cercando io vo, ma sì, ma lo un solo istante i palpiti del suo bel cor sentir, i miei sospiri confondere per poco a suoi sospiri. I palpiti sentir, confondere i miei co suoi sospiri. Cielo si può morir, di più non chiedo. Si può morir,
può morire, ah sì morire Grazie maestro, grazie. Dunque passiamo ad altro, facciamo un salto di qualche secolo. Francesco Cilea, calabrese, scrisse delle opere di tema molto complicato, intrighi internazionali, politica, amori nascosti, amori in teatro. Siamo vicini a Pirandello. Adriana si apre con un retroscena nel retropalco dove Maurizio, conte di Sassonia, arriva a palesare la sua presenza e a dire che si metterà in un palco ad ascoltarla mentre lei eseguirà il famoso monologo di Fedra, Io sono l'umile ancella. Con noi, per noi, il soprano Gabriella Ferroni.
Quindi saltiamo subito al finale dell'opera. Saprete sicuramente che Adriana muore per avere odorato un veleno di cui erano intrisi i fiori che le avevano regalato. Ma un momento prima Maurizio si presenta e ancora insiste che è innamoratissimo di lei. Quindi la dolcissima Effigie. Sincero amore non conosce divieto, non conosce il rossor. La dolcissima Effigie sorridente in te rivedo della madre cara, del tuo cuore, della mia patria dolce e preclara. Laura rivedo che m'apri la mente, bella tu sei, come la mia bandiera, nelle pugne fiammante entro il vapore, tu sei gioconda come la chimera della gloria promessa al vincitore. Bella tu sei gioconda, sì, amor mi fa Naturalmente la giovane scuola italiana è anche Giacomo Puccini. Mettiamo il naso dentro la Bohème, bellissima opera, stupenda, seppur con un finale tragico, ma nel secondo atto ha un momento brillante nel caffè Momus, dove Musetta esegue il famoso valzer, mentre Marcello crepa di gelosia. Musetta, Yuki Yoshida. Bella
torniamo alla fine del primo atto nella soffitta di Mimì e Rodolfo, O soave fanciullo. Prego. O suave fanciullo, o dolce viso di vite circonfuso al balunar, in te ravviso il sogno che io vorrei sempre sognare, presa nell'anima le dolcezze estreme. Tremol nell'anima dolcezze estreme, tremol dolcezze estreme, nel bacio sei mia, Aspetta gli amici, già mi mandi via. vorrei dir, ma non oso. Di Se venissi con voi, che Mimì sarebbe così dolce restar qui, c'è freddo fuori. starò vicina. E al ritorno Curioso, dammi il braccio mia piccina, obbedisco, signor. che m'ami di. Io t'amo. Grazie maestro. È il momento di lasciare la tastiera al maestro Salvo Galante che vi farà, ci delizierà da buon siciliano con l'intermezzo di cavalleria rusticana che nella nostra terra non può mancare. E poi ci farà sentire un piccolo assaggio di una sua rielaborazione di musiche di Ennio Morricone. Prego maestro.
Salvo, grazie, ci hai emozionato e da agrigentino devo dire che un talento così in provincia è veramente un'eccezione e unire questi mondi, la Scala dei Turchi, promuoverla, bellissima, patrimonio di tutti noi, con la nostra Scala, appunto dal Trade Union che è nato. Ringrazio subito il nostro Salvatore, Salvo Giaramita, che è stato il tramite per questo concerto di questa sera, che nel tempo speriamo rinsaldi questo legame tra noi agrigentini, anche se Salvatore è un po' selinuntino, però siamo vicini di provincia e addirittura io sono nato ad Agrigento, ma per colpa del professore grandissimo Enzo Lauretta, che mi messaggiava in quei primi cellulari e io avevo segnato Lauretta, e la mia fidanzata di allora vedeva: ma sta Lauretta è possibile che ti continui a chiamare? Ed era il grande professor Enzo Lauretta che mi disse: no, tu nel curriculum non puoi scrivere nato ad Agrigento, anche se è vero, metti nato a Ribera e salvi entrambe le cose. Io da allora ho fatto saggiamente così, nei curriculum si legge nato a Ribera, ma è un falso perché io sono nato ad Agrigento. E per unire appunto questi mondi si passa sempre da Roma. Il sindaco, che ringrazio, la sindaca, la dottoressa Sabina Lattuca, sa bene che tutto poi passa sì dalla regione ma anche da Roma, e a Roma si svolse a Castel Sant'Angelo il finale di Tosca, del quale ascolteremo prima E lucevano le stelle e dopo dalla Tosca di Gabriella Vissi d'arte. Prego maestro. E lucevano le stelle ed olezzava la terra, strighe all'uscio dell'orco, e a un passo sfiorava l'arena, entrava nella fragrante, mi cadeva fra le braccia. Oh, dolci baci, languide carezze, mentre io fremente le belle forme di dai veri vali per sempre il sogno mio d'amore, e l'ora è fuggita e muoio disperato. La vita. Dunque continuiamo dicendovi che dopo aver ucciso il barone Scarpia con una coltellata, Tosca nel finale del secondo atto sistema tutto perché sembri quasi simulare qualcosa che ridia a questa persona terribile,
assurda che visse veramente il barone Scappia, storicamente, e mentre cerca di mettere dei candelotti, un crocifisso che possa un pochino ridare a quest'uomo malvagio un minimo di ultraterreno, canta il famoso Vissi d'arte. Maria Gabriella Ferroni. Dunque non potevamo toccare, dopo la cavalleria, un pezzo tradizionalissimo siciliano, portato a successo da Rosa Balistreri, lo sappiamo tutti, ma il pezzo è stato composto dal catanese Francesco Paolo Frontini. Parliamo del pezzo Mi voto e mi rivoto, che sa un po' di belliniano, che canterò insieme. Evidentemente Salvatore ha fatto un po' di lezioni di siciliano alla sua signora giapponese, quindi Yuki-san vi farà ascoltare, aiutato da me, Mi voto e mi rivoto. Proprio quello.
Tocchiamo le operette Paese del Sorriso, La Vedova Allegra, cercheremo, anch'io ho dei tacchi, di ballare il valzer e poi se il maestro ci farà sottofondo di O Sole Mio e poi finiremo con una sorpresa, ho nascosto un qualcosa che il signor Enzo poi mi farà arrivare. Tu che mi hai preso il cuore, certo, prego. Dein ist mein ganzes Herz in tedesco. Tra le rose ti dico tante cose, se il vento caldo m'accarezza e un profumare di giovinezza mi fa tremare la notte, sì, sogno tremando te, quale incantesimo il mio cuore sul tuo cuore, mentre si schiudono le pupille tue d'oro, tu che l'hai preso il cuore, sarai per me il sole.
pace nella broda, lo dice il Dio. Le sue note dicono tutte mai d'amor, della man la stretta, chiaro dice a me, sì è vero, tu m'ami, sì, tu m'ami, nel valzer dell'ardor, ormante il picciol cor, e nel suo colpedor, e dice a me, mi devi amar. Pace il dobro sempre, l'amore caro il tuo pensier, e dice t'amo ancor, sì t'amo ancor. pace nella broda, lo dice il Dio. Le tue note mai d'amor, della man la stretta, chiaro dice a me, sì è vero, tu m'ami, sì, tu questa tonalità, ecco, tonalità ecco. Potete collaborare se volete. Se il caldo non mi ha seccato la faringe. Che bella cosa, la giornata è sole, la dia serena, dopo la tempesta, quell'aria fresca pare già la festa. Che bella cosa, una giornata è sole, ma siamo qui per brindare a questo proseguimento di estate. Forse se riesco a intravedere dove è la sindaca potrei offrirle anche un calice. E finiamo la nostra serata, il brindisi alla Traviata di Giuseppe Verdi, augurandoci di vederci presto. Ringrazio tantissimo Stefano che sta ancora lì. Grazie dell'ospitalità. Ecco, la ringraziamo di averci ospitati e aver creato questa... Complimenti per il video promozionale, bellissimo.
speriamo che il mondo sa già dov'è e cos'è la Scala dei Turchi, speriamo di riempire anche di iniziative come questa le serate di Costa Bianca. Bene maestro, prego, sia pure qui, non si preoccupi. Bravissimi, continuiamo l'applauso perché se lo meritano questi artisti. Sì, anch'io voglio partecipare. Brindiamo alla nostra salute, ne abbiamo anche bisogno. Brindiamo anche al prossimo futuro con tutte le prudenze possibili e immaginabili, però sempre con ottimismo. Se hai un braccio libero. Sì, allora facciamo di nuovo questo brindisi. Io vi devo ringraziare perché lo faccio anche a nome di tanti che sono qua questa sera, perché avete regalato proprio dei momenti molto ma molto belli. Li ho visti, li ho sentiti negli sguardi, negli applausi, nelle persone che cantavano, che venivano appresso. Poi ne ho visto uno in particolar modo che partecipa. Poi in particolare ne ho visti tantissimi, però in particolare ne ho visto uno che non si è perso manco una virgola, manco una parola, manco niente completamente. Parlo di Zio Giovanni Burgio. Giovanni, lo facciamo venire qua il signor Giovanni, perché? Prego. L'accompagno che è un pochettino malandato, però di testa è sempre... E di lingua o ne parliamo? Vieni qua. Se di lingua i gambi mancano. Allora, il signor Giovanni è un appassionato di musica
è uno che... Grazie, complimenti veramente. Allora, sì, Giovanni, mi sono sbagliato che era contento di questa serata? La lirica a me mi è sempre piaciuta, anche se l'ho fatta anche. Suonavo il trombone, il tenore, quindi... Quindi non mi sono sbagliato, che cantava, che ha partecipato con molta attenzione. Quindi, allora, questo, se mi permetti, lo prendi tu per me. Facciamo un Salute, Quindi ringraziamo ancora il sindaco, è stata una bella serata così come tu l'aspettavi, a te tocca anche il compito di salutare e di ringraziare ulteriormente. Io ringrazio tutti i presenti, ringrazio gli artisti, il maestro al piano, i soprani. Questa, che dire, è stata una notte magica sotto le stelle, nella città della Scala dei Turchi, all'insegna del bel canto. E io per questo vi ringrazio, perché quello che stiamo vivendo lo sappiamo tutti. Purtroppo è un momento difficile, un periodo brutto di pandemia, ma quello che si vuole fare a Real Monte non solo è vivere rispettando, l'ho detto prima, le regole e cercare di crescere insieme tutti quanti, per cui esorto tutti a vaccinarsi, approfitto di questo momento per dirlo, perché è l'unico strumento che abbiamo per debellare o quantomeno per scongiurare conseguenze gravi, gravissime, addirittura il decesso da Covid-19, e tuteliamo noi stessi e i nostri cari. Quindi tuteliamoci, tuteliamo gli altri e continuiamo a vivere. E per questo, per questa motto alla vita, per queste serate, io vi ringrazio, è stato emozionante. Maestro, grazie. Grazie Salvatore Geremita che ci ha consentito. Vieni. Ha fatto da ponte tra le scale, Scala dei Turchi, Teatro alla Scala di Milano, dove voi collaborate. Grazie ancora, grazie. Grazie a tutti. Grazie ancora. Chiudiamo di nuovo con... Io farei scendere i ragazzi, ecco, anche. Sì. I ragazzi dello spot, Sì. Francesco Monachino, e allora, Marina Francesco, Tesè, non so se è Enrico Fallea, se è arrivato. Carmelo Fallea, Simone Agro, tutti i ragazzi che con noi stanno promuovendo la Scala dei Turchi. Facciamo andare il video, concludiamo con loro, con di nuovo il video. Enzo, ce la facciamo a mandarlo? Ok. E così ci salutiamo. Alla prossima. Grazie Sindaco. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti. Grazie.
amare questa terra, amare la bellezza, per volare alto, per vedere oltre. Comune di Realmonte, città della Scala dei Turchi.